Eredità d'oltremare. Ciao, mi chiamo Giulia e sono brasiliana. Le sciopine, le scarpe storiche dell'aristocrazia veneziana, sono bellissime e allo stesso tempo intriganti. Sono fatte di pelle, velluto e legno, intagliato con tantissimi dettagli in madreperla. Tutti questi dettagli mi fanno tornare con la mente in Brasile. Tengo tra le mani un cofanetto portafedi, le cui decorazioni assomigliano tantissimo a questi. Il cofanetto, tutto in legno intagliato e l'interno in velluto rosso, è un dono ricevuto dai miei nonni europei quando sono immigrati in Brasile. Da quando sono mancati, la mia mamma conserva con affetto il cofanetto, eredità d'oltremare, e le fedi dei miei nonni nel suo interno vellutato. Allo stesso tempo, queste calzature mi ricordano la mia infanzia. Sono molto simili alle ciabatte giapponesi e ghetta che indossavo nelle feste di Buon Odore a Campo Grande, la mia città natale. La colonia giapponese in Brasile è grandissima. Il Bon è una festa molto importante, conosciuta anche come la festa delle lanterne, che si svolge ogni anno tra il 13 e il 16 agosto. Si commemora l'anniversario dell'immigrazione giapponese nel mio paese con musica, danza, costumi tipici e cucina tradizionale. A scuola avevo molti compagni di origine giapponese, dai quali ho imparato il Buon Odori, la danza tipica di questa festa, che presentavamo ai nostri genitori, le canzoni tradizionali e a suonare il taiko, un tamburo millenario che si sente arrivare da lontano e che scuote l'anima e il corpo.